Infortunio Lobotka, le ultime su Osimhen. Buonasera, cari tifosi del Napoli. Benvenuti al vostro canale di notizie dedicato agli azzurri. Oggi, con grande preoccupazione, vi portiamo gli aggiornamenti sull'infortunio di Stanislav Lobotka, centrocampista chiave della squadra partenopea. Durante l'ultima partita tra Slovacchia e Islanda, Lobotka è uscito malconcio al minuto 83, suscitando apprensione tra i tifosi. Fortunatamente, nonostante l'infortunio alla caviglia, il giocatore è riuscito a raggiungere il bordo del campo, dimostrando la sua determinazione. La buona notizia è che sembra non si tratti di nulla di grave, ma secondo le ultime notizie di Sky, Lobotka sarà comunque rivalutato nelle prossime ore. Le speranze sono alte che Lobotka possa essere presto a disposizione del mister Walter Mazzarri per le prossime sfide. Nel frattempo, rassicurazioni arrivano anche per Victor Osimhen, che sembra pronto per scendere in campo contro l'Atalanta. Il Napoli si appresta a continuare il percorso con un 4-3-3 e con Lobotka tornato al centro del progetto, la squadra affronta il futuro con ottimismo. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti sul vostro amato Napoli. Forza Napoli!